Vorrei che sparisse certi posti tipo stazione, quello, sì, sicurezza, dopo Piazza Duomo. Vorrei che ci fossero più controlli, anche per le stradine mie, che passassero un po' di più anche di notte, perché da me sono venuti i ladri una notte. Dopo anche le luci della strada, delle stradine, che non è tanta, un po' meglio le strade quando si corre in bicicletta. Ci sono spesso i cassonetti delle immondizie, per esempio io abito in via San Pietro in Riviera, che sono spesso troppo pieni e spesso poi che andrebbero cambiati, un po' più di attenzione anche qui in piazza, quella del Liviano. No, un po' più di controlli probabilmente, soprattutto in quella piazza, perché le distanze non vengono assolutamente mantenute, le mascherine, non c'è nessun controllo. Perché mi sembra che come amministrazione ultimamente insomma delle cose vengano fatte. Nel complesso mi sembra che i trasporti funzionano. Ecco, c'è il problema dei parcheggi, ma personalmente non mi interessano perché io uso i mezzi. Posso dire che sono passati diversi sindaci e la città è sempre uguale, sempre vecchia, uguale. Allora vorrei meno macchine in centro, anche perché Padova è la quinta città più inquinata in Italia. Fa da ridere quando vedo il Palazzo della Ragione tutto circondato da macchine, da finte disabili, da moto, da tutto quello. Vorrei una città più per l'uomo, per i bambini, perché la domenica è uno spettacolo vederla. Ecco, vorrei più pulizia. Ordine e decoro. I mezzi pubblici la sera, perché magari per gli studenti potrebbe essere semplicemente dopo un certo orario non esistono più i mezzi pubblici, invece magari gli studenti approfitterebbero di questa cosa.